Ciao ragazzi, oggi siamo alla Veneto Gravel 2023, la 7ª edizione del più grande evento grave a livello europeo. Un'avventura ad anello in bici tra campagne e città venete. Ci si può misurare su 3 lunghezze e 3 dislivelli senza tempi. Io ho scelto la Short Lake di 400 km. Seguitemi! Siamo partiti per questa nuova avventura Veneto Gravel. Dunque ragazzi, siamo arrivati all'Acciuga per il primo checkpoint. Siamo in 30 km, tra un po' prendiamo la Treviso Stiglia. Siamo quasi a Piazzola sul Brenta. Bene, beviamo un caffè e poi ripartiamo. Grande! Rock and roll! Rock and roll! A Piazzola sul Brenta sono stato accolto dal fascino senza tempo di Villa Contarini, che sorge sui resti di un antico castello. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del Seicento rimase dimora rurale. Fu poi Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia. Allora ragazzi, siamo arrivati a Piazzola sul Brenta al 36esimo chilometro. Abbiamo fatto, come avete visto prima, il checkpoint e guardate che cosa fantastica, la villa bellissima, stupenda. Ragazzi, come sta andando? Direi bene. Molto bene. Molto bene. Tempo meraviglioso, clima ideale. Perfetto. Gamba per adesso. Per adesso buona. Poi domani saremo KO tecnico. KO tecnico, Non infatti, importa. vabbè, ma comunque poi ci riposiamo in qualche maniera. Avanti tutto. Vabbè ragazzi, ok, andiamo avanti. Ciao. Ciao. Eccoli ragazzi, i Colli Iberici che tra un po' dobbiamo scalare. Allora, arrivati all'Onigo ragazzi, siamo un po' riforniti, adesso salitona. Comunque ragazzi, siamo al 70° chilometro, siamo in salita sui Colli Iberici. Qui alle mie spalle vedete praticamente anche i Colli Euganei che le affronteremo comunque domani. Qui abbiamo una gentilissima ragazza che fa anche la fotografa, servizio foto per la Veneto Grave, fantastico. Bene, rimettiamoci in sella. Adesso arriviamo all'Onigo. Vi ricordate che ho fatto l'Artica, o meglio l'Artica di recente qui a marzo, e passiamo per quel posto lì. Dunque passeremo per vicino al fiume di qua. Dunque ragazzi, passato l'Onigo, adesso siamo diretti a San Bonifacio. Siamo al 100° chilometro circa, siamo arrivati a San Bonifacio, 100-110 più o meno, e adesso ci dirigiamo verso Verona. Dunque siamo passati ovviamente per San Bonifacio, poi Belfiore, che è il paese delle mele tra l'altro. Ci siamo ributtati su un bel sterrato
un bel ghiaino e adesso siamo diretti in teoria a Verona. Andiamo a vedere l'arena. Siamo al 130° chilometro, siamo quasi arrivati a Verona. Stiamo costellando tutto l'Adige fino ad arrivare a Verona. Qui è veramente fantastica la ciclabile, primo percorso 10 km di ciclabile asfaltata, però bella lunga, un bel drittone veramente. Siamo arrivati a Verona centro e qui dietro alle mie spalle abbiamo la mitica arena. Ok, siamo al 140° chilometro, ci mancano ancora 60 km per andare all'hotel. Dunque adesso la prossima meta sarà Peschiera. Ora mi fermo a mangiare un boccone e poi si riparte. Bene, dopo. Due ragazzi, tanto congratulazioni che vi state sposando. Allora ho proposto che a lui gli do la bici e si fa l'altro pezzo di strada, io mi piglio la sposa, cosa dite? Dai, alla prossima, salto sta domanda. Ecco, ok, buono. Congratulazioni di nuovo. Grazie ancora. Ciao. Grazie. Usciamo da Verona e andiamo verso Bussolengo. Adesso siamo praticamente su una ciclabile che è veramente eterna e non finisce più e siamo diretti a Peschiera dove c'è l'altro checkpoint. Dunque facciamo il terzo timbro. Ci siamo arrivati al centro di Bussolengo. Guardate che bella piazza, che bel viale. E prima ovviamente di transitare a Peschiera per fare il checkpoint. Bene, proseguiamo. Lasciata la ciclabile, altra salitina qui e si vola. Guardate che ciclabile, bella azzurra con il verde, che belle tonalità. Ragazzi, questa traccia è entusiasmante, è bellissima, fantastica, bella. Siamo arrivati al lago di Garda a Peschiera esattamente. Adesso farò il checkpoint del 170° chilometro circa. Perfetto, Ciao. Grazie mille. A continuazione. Grazie. Abbiamo fatto il terzo checkpoint qui a Peschiera. Adesso si riparte verso Valeggio sul Mincio. Dunque ragazzi, siamo a Peschiera sul Garda. Abbiamo incontrato prima a Verona un matrimonio, un marito e moglie, in cui io volevo scambiare la bici con la moglie, ma il marito ovviamente ha negato. Qui invece abbiamo una futura sposa. Esatto, e devo accetto offerte. Ecco, offerte per mantenere il marito. Io ho detto non è il contrario, No. lei mi ha detto di no. Vabbè, dai. Ok, bene, complimenti. Grazie. E congratulazioni. Grazie. Ok, ciao. Ciao.
prendiamo la peschiera Mantova per arrivare a Valeggio sul Mincio. Siamo passati dalla parte opposta del Mincio e non vi dico quanto mi sto divertendo, è una cosa incredibile. Siamo a quanti chilometri? Quasi 190. Dai, ci sono quasi arrivato alla fine della prima tappa. Scusate per l'abbassamento di voce, ma purtroppo è un po' così. Allora, dunque arrivati a Peschiera e fatto anche Valeggio, abbiamo fatto un po' il giro di boa dei 400 km e adesso torniamo verso est. Guardate qui che panorama fantastico! Questo castello scaligero di origine medievale sorge nella cittadina di Villafranca di Verona. All'interno si trovano 7 piccole torri dette Torresine e 2 torri scudate. Qui vennero ambientate anche alcune scene di Romeo e Giulietta di William Shakespeare. E voi Montecchi, trovatevi stasera nel vecchio castello di Villafranca, dove udrete la mia sentenza per i fatti avvenuti nel luogo di giudizio ordinario. Abbiamo finito praticamente la prima giornata, la prima tappa con 217 km e 1200 di dislivello. Ora mi trovo al Murales Hotel, avete già intravisto un po', non la parte esterna che ve la farò vedere domani perché era un po' buio, ma questa è la camera in cui mi trovo, guardate. Mi hanno lasciato portare dentro anche la bici in camera, cosa fantastica per un ciclista. Questo sarà il lettone in cui riposerò questa notte e mi farò una bellissima dormita per ricaricare energie per domani. E guardate, fantastica, è tutta un'opera d'arte questo hotel. Questo è il bagno in perfetta stile artistico, diciamo, guardate che bello. Bene, adesso finalmente è arrivato il momento di riposarsi e recuperare energie per domani, perché avrò circa 180 km per arrivare fino a Bassano e chiudere dunque la seconda tappa. Bene ragazzi, buonanotte, a domani, ciao!